Un monumentale leone alato, realizzato con 3.000 pezzi del legno di vaia, simbolo dell'identità veneta, alto oltre 7 metri e lungo 10. È l'opera di land art firmata dall'artista Marco Martalar, scelta per festeggiare i 6 anni delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale UNESCO. L'opera, collocata di fronte al lago Revine a Tarzo, in località Fratta, è già entrata nella storia come il leone di legno più grande del mondo. Stiamo parlando di una bandiera che abbiamo che ha più di una storia millenaria, 1100 anni di storia della Repubblica Veneta. Il leone è sempre stato il simbolo della Repubblica Veneta e quel libro aperto che il leone tiene sotto una zampa che dice pace a te Marco mio evangelista, sta a significare che anche l'unica bandiera è l'unico simbolo che porta, riporta e parla di pace. Un'opera che Martalar ha creato in loco, lavorando per quasi 4 mesi. Io volevo ringraziare, soprattutto perché da 3-4 mesi che sono qua che giro, la gente del posto, perché ho trovato veramente un'accoglienza strepitosa. Man mano che passava il tempo venivano a conoscermi mentre costruivo l'opera, anche se chiedevo che doveva rimanere tutto in sordina. L'occasione della festa è anche però quella per fare un bilancio su ciò che funziona e ciò che ha funzionato meno. I dati del turismo ci raccontano che le colline oggi sono la prima destinazione turistica che cresce di più in Veneto, per cui questo ci conforta sul fatto che le attività che stiamo realizzando vanno nella direzione di un turismo più lento, che era quello che desideravamo, e anche un turismo che rimane sulle colline un po' più tempo, quindi quelle 3-4 notti, e quindi porta valore al nostro territorio. Oltre 9.000 camminatori hanno infatti timbrato la credenziale sul cammino delle colline. Uno dei nei resta però la mobilità. Bocciato il pullman con trasporto bici, si sta ragionando su altro. La logistica diventa fondamentale perché noi sappiamo bene che le colline hanno questo come tra virgolette tallone d'Achille sul quale stiamo lavorando, e stiamo lavorandoci anche perché quello che noi dobbiamo fare è valorizzare e tutelare questo territorio. Non possiamo pensare a una logistica che invece crei disagio anche a chi ci vive e a chi ci lavora, per cui questo è sicuramente uno degli obiettivi che ci siamo dati con il piano di gestione e che sicuramente poi riusciremo anche a realizzare in questi prossimi anni. Anche sulla ricettività si sta pensando come valorizzare l'esistente senza nuovo consumo di suolo, potenziando il ruolo dell'accoglienza diffusa.